Buongiorno e ben ritrovati a questa edizione del TG di Prealpina.it. Anche questa è un'edizione quasi interamente dedicata alla cronaca. In apertura gli incidenti stradali avvenuti nelle ultime ore. Uno scontro frontale, 2 uomini feriti in maniera grave. È accaduto ieri sera a Cairate, i particolari nel servizio curato dalla redazione. Grave incidente nella serata di ieri a Cairate. Poco dopo le 21 sul ponte di Via Maier 2 automobili si sono scontrate frontalmente. L'impatto è stato molto violento. Subito è partita la richiesta di aiuto e sul posto sono accorse 2 automediche e 2 ambulanze insieme con i vigili del fuoco del distaccamento del Sempione per liberare uno dei feriti rimasto incastrato nell'abitacolo dell'auto. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Busto Arsizio. 2 uomini di 26 e 52 anni sono rimasti feriti in modo grave. Uno è stato trasportato all'ospedale di Legnano, l'altro all'ospedale di Varese. Il ponte è stato chiuso al traffico in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di soccorso e i successivi rilievi. Un altro incidente è poi avvenuto nella notte a Castiglione Olona. Per causa in fase di accertamento un'auto si è ribaltata in via Covalero. Il conducente, un uomo di 32 anni, è stato trasportato all'ospedale di Tradate. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Saronno e i vigili del fuoco di Varese. Continuiamo con la cronaca, ma spostiamoci a Varese. Violenza nella notte in centro. Poco dopo la mezzanotte una donna di 33 anni ha aggredito la titolare di un locale di via Cavallotti, la Maison Joujou, colpendola al volto con una bottiglia e poi danneggiando gli interni del locale. La vittima, una donna di 51 anni, è stata trasportata all'ospedale di Circolo di Varese. Le sue condizioni fortunatamente non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. E ora a Saronno. Si svolgeranno questo pomeriggio alle 14:30 i funerali di Alessandro Bisi, il 21enne saronnese che ha perso la vita il 3 gennaio durante la discesa del Monte Legnone, nel Lecchese. La funzione si terrà nella chiesa prepositurale in centro a Saronno. Il ragazzo era molto conosciuto in città e attesa una grande folla per l'ultimo saluto, quindi è stato predisposto un servizio d'ordine. E ora un aggiornamento sulla situazione Covid. In Lombardia il 95,1% di chi più di 50 anni, pare oltre 4.300.000 cittadini, ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid. Lo ha reso noto l'assessorato regionale al welfare, spiegando che il 93,4% della popolazione di quella fascia di età, oltre 4 milioni e mezzo di persone, ha concluso il ciclo primario, mentre quasi 3 milioni di persone hanno già ricevuto la dose booster. Restano senza copertura vaccinale 22.000 over 50, ma di questi già in 12.000 hanno prenotato la vaccinazione. Ieri, dopo il decreto del 5 gennaio che introduce l'obbligo vaccinale per questa categoria, le richieste per la somministrazione della prima dose da parte degli ultra cinquantenni sono state circa 3.000. A chiudere lo sport, o meglio il calcio. L'esplosione dei contagi influisce anche sul mondo dilettantistico lombardo e arrivano le decisioni ufficiali. Il girone di ritorno del campionato di eccellenza ripartirà domenica 30 gennaio dalla 4ª giornata. Le prime 3 giornate rinviate dovrebbero essere recuperate il 24 aprile, il 1° e l'8 maggio. Dalla promozione a scendere, il girone di ritorno riprenderà il 13 febbraio della sesta di ritorno. Le 5 giornate rinviate potrebbero essere recuperate tra aprile e maggio. Per questa edizione è tutto. L'appuntamento con il TG di Prealpina.it torna questa sera alle 19. Un buon pomeriggio a tutti.